Martedì 28 gennaio 2020 nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze si è conclusa a pochi minuti la cerimonia di premiazione della 29esima edizione del premio Bel San Giovanni. La manifestazione cade nel 224esimo anniversario della fondazione della società. Accanto a me c'è l'attuale presidente Claudio Bini che vorrei ripercorresse le tappe di questo strepitoso pomeriggio che ha visto premiati delle eccellenze della nostra città dal punto di vista artistico, dal punto di vista solidaristico, dal punto di vista sportivo. Ma prima magari chiederei a Claudio di sintetizzare un po' questi 224 anni di storia. Lo ha fatto poco fa di fronte al pubblico di Palazzo Vecchio. Ovviamente noi abbiamo dei tempi televisivi molto più ristretti. Certo, sì, molto rapidamente la Società di San Giovanni Battista ha avuto la sua costituzione nel 1796, da qui i nostri 224 anni, siamo quindi una delle più vecchie istituzioni di questa città che ha proprio lo scopo di conservare e mantenere le tradizioni. Nasce per festeggiare il patrono, cosa che continua a fare ancora ad oggi. Noi ci riteniamo in qualche modo i custodi ancora dell'evento della festa, diciamo così, del patrono, che si caratterizza la mattina con un corteo che ricorda ancora l'antica festa degli omaggi, con la consegna della cera in battistero da parte del sindaco di Firenze e del presidente della San Giovanni all'arcivescovo, e nella sera i famosi fuochi di allegrezza. Dico famosi perché sono molto conosciuti dai fiorentini e che li apprezzano, e tant'è vero li indicano come i fuochi di San Giovanni. Magari ricordiamo anche la data per i non fiorentini, è il 24 di giugno. Il 24 di giugno di ogni anno sui Lungarni la sera alle 10 uno scoppio avvisa con lo spengimento della luce, e si assiste a questo spettacolo che evoca un po' quella che era l'illuminazione di una volta delle nostre città. I fuochi erano il momento in cui si riusciva a vedere e a percepire anche la notte quelle che erano un po' le sembianze della città. Invece il premio Il Bel San Giovanni, quando nasce e per volontà di chi? Allora, il premio Bel San Giovanni nasce nel 1991, nasce da una grande intuizione, non poteva essere diversamente, di un presidente che ha avuto tra l'altro un lungo periodo di presenza alla San Giovanni, il marchese Pucci di Barsento, che ha voluto istituire questo premio proprio per coniugare attraverso l'espressione quello che il premio rappresenta, una sorta un po' di Oscar della San Giovanni, che è espressione ancora oggi della creatività e della tradizione fiorentina. Allo stesso tempo riproduce il San Giovanni, il battistero, che è anche il nostro simbolo, e quindi questo oggetto viene dato ogni anno come riconoscimento a chi in particolar modo si è distinto in qualcosa che sia comunque, come dire, che richiami alla città di appartenenza, che faccia grande Firenze nel mondo. Abbiamo avuto proprio in questi giorni la scomparsa di Narciso Parigi. Ecco, Narciso Parigi è stato premiato anche lui con il Bel San Giovanni perché era un po' l'ambasciatore della nostra città, che aveva portato Firenze ancor prima che noi potessimo farla conoscere attraverso la televisione o gli audiovisivi. Era la forza e la voce di Narciso Parigi che, cantando e attraverso le sue canzoni, parlando di Firenze, la faceva conoscere. A questo punto passiamo la linea alla regia, vi proponiamo le fasi della consegna dei 3 premi e poi le tante interviste che abbiamo raccolto nel corso della manifestazione. Linea alla regia. Il simbolo di un premio così prestigioso non poteva che essere stato affidato alla realizzazione di uno dei più prestigiosi maestri orafi fiorentini, Paolo Penco. Sì, un simbolo importante, il simbolo appunto della San Giovanni Battista, che è rappresentato dal battistero con le chiavi, la scritta, e tutto questo realizzato con un'antica tecnica usata a Firenze da sempre, la tecnica della fusione a cera persa, e poi impreziosito con quel valore particolare che è la tecnica che ho ideato alcuni anni fa del pencato. Ha dato il benvenuto e ha presenziato all'intera manifestazione la vice sindaca di Firenze, la professoressa Cristina Giachi, molto coinvolta in questo premio, non solo perché rappresenta la fiorentinità, ma perché i premiati
credo ti siano veramente cari per motivi diversi, ma tutti e tre ugualmente nel centro del tuo cuore. È così, questa terna di premiati quest'anno incarna davvero quanto di più nuovo c'è nello spirito del bel San Giovanni, perché la Zaira Conti Villa Lorenzi è un'istituzione della solidarietà e del pensiero e della cura per chi è in difficoltà, occupandosi dei ragazzi giovani che hanno problemi di droga e anche altre difficoltà. La Fiorentina, perché in questi anni ha sempre tenuto il nostro cuore occupato, ma con le ragazze della squadra femminile che sono venute a ritirare il premio per la società ha davvero dato un nuovo impulso, un bellissimo messaggio allo sport in generale, e hanno creato l'immagine delle atlete per tante ragazzine che ora si avvicinano al calcio. E poi la Cinzia T.H. Torrini col suo sceneggiato dedicato all'artigianato, che ha saputo raccontare con un linguaggio filmico contemporaneo un'identità che ci è molto cara, cioè l'identità degli artigiani fiorentini, del saper fare, del creare la bellezza a disposizione di tutti, un po' nello spirito di Firenze. Quindi una bella serata che ha sottolineato e ci ha aiutato a ricapitolare la nostra identità culturale diffusa. Come sempre a fianco della Società di San Giovanni Battista il Presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani. È bello vedere il ricordo della fondazione della Società di San Giovanni Battista, che avviene nel 1796, nel momento di massimo disorientamento del Granduca. Allora era Ferdinando III, sta arrivando Napoleone, sta cambiando un'epoca, preferisce le tradizioni popolari e affidarle a un soggetto esterno all'autorità pubblica. Ecco la costituzione di una società che raccoglie le persone più autorevoli, nobili, notabili, e contemporaneamente si fa carico di una storia di più di 200 anni che oggi ci giunge attraverso l'organizzazione dei fuochi, ci giunge attraverso l'organizzazione di varie iniziative che hanno il senso della storia e della tradizione. Ma quanto San Giovanni sia importante per Firenze basta alzare gli occhi e guardare il battistero di San Giovanni nel pannello centrale dove si è svolta la manifestazione, per capire che quel San Giovanni un volo inganni che stava nel fiorino a dimostrazione con la bilancia dell'equità e della giustizia è l'espressione della autorevolezza con cui si reclama giustizia per una comunità, quella di Firenze, che in San Giovanni ha il santo patrono, e in questa società il richiamo alle tradizioni e all'organizzazione degli eventi che più parlano all'intima qualità e identità della fiorentinità. Nel corso della manifestazione Monsignor Timothy Verdon, direttore del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze, parlerà di San Giovanni. C'è un detto a Firenze: San Giovanni non vuole inganni, e il titolo di questo suo intervento giocosamente si rifà proprio a questo detto fiorentino. Perché? Ecco, i fiorentini, rappresentando nell'arte il loro santo patrono, e noi ora al Museo dell'Opera abbiamo inaugurato la presenza della Porta Sud di Andrea Pisano con 20 storie della vita di Giovanni Battista, hanno cercato appunto nella vicenda di questo santo patrono quegli episodi che rafforzassero il loro proprio carattere, hanno letto la loro propria vita alla luce di ciò che ritenevano il carattere del santo patrono, e quindi ricordando ai presenti stasera alcune opere che tutti già conoscono, parlerò senza diapositive, voglio far emergere appunto questo carattere fiorentino che gli artisti hanno attribuito al santo patrono e che quindi fa parte anche dell'operato nobile e incredibile in questi 2 secoli della Società San Giovanni Battista. Monsignor Vasco Giuliani fra pochi minuti porterà il saluto del Cardinale Giuseppe Betori nel segno di San Giovanni. Il Cardinale è assente perché è impegnato, come sapete, nella visita pastorale. Naturalmente questo non vuol dire che ha fatto una scelta dove c'è la cosa più importante e la cosa meno importante. Sappiamo benissimo quanto è importante la Società di San Giovanni per la città di Firenze, anche perché San Giovanni è il protettore della città ed è legato, direi, anche a quello che è il carattere dei fiorentini. Il carattere dei fiorentini è un carattere tante volte molto duro, molto deciso,
come quello di San Giovanni Battista. Un meritatissimo premio alla carriera, Cinzia TH Torrini, che oggi ha condiviso parzialmente questo premio che con orgoglio mostra in questo momento ai nostri telespettatori con Vanni Di Filippo, che ha ispirato la fiction di grande successo, 6 puntate, pezzi unici, ambientata a Firenze nel mondo dell'artigianato. L'ispiratore di questa fiction è stato Vanni Di Filippo, infatti Castellitto, protagonista delle 6 puntate, si chiamava proprio Vanni. Esatto. A quando risale la vostra amicizia? La nostra amicizia... O conoscenza perlomeno? Ero in prima liceo, quindi vabbè, anni fa. diciamo... Sì, circa 45 anni fa. Cosa ti colpì allora di questo allora giovane artigiano fiorentino? Rimanevo affascinata a guardare come lavorava e quindi tutti i giorni mentre andavo a scuola, prima un ciao, poi guardavo, poi ci siamo rivisti dopo tantissimi anni. Esatto, sì, e comunque era diventato un artigiano d'eccellenza con negozi un po' in tutto il mondo, con cose bellissime tra l'altro. Quindi per sviluppare quest'idea l'hai elaborata, l'hai metabolizzata per tanti anni. Sì, e tra l'altro da quando poi ho cercato, fu una promessa che ho fatto anche a Vanni proprio in seguito a un premio, il premio del porcellino, certo, dato dagli artigiani, e dove c'era lui e Nardella che ancora era vice sindaco, e dissi va bene, mi impegnerò per riuscire a realizzare una serie, una fiction sugli artigiani, e quindi dopo anni, era il 2009, insomma ci è voluto tempo. Vanni Castellitto somigliava a lei in questo fiction? No, il nome sì, ma poi per il resto non molto. No, volevo ricordare solamente un piccolo episodio che poi mi ha ricordato lei, che non ricordavo, perché io lavoravo in una cantina in piazza Ruscellai, che c'era una scala ripida per scendere, e lei andava a scuola di disegno e di pittura lì vicino e veniva a mangiare il panino sui gradini e vedeva me io che stavo facendo i braccialetti, i sandali, le borse. Io questa cosa l'avevo dimenticata, me lo ricordò lei questo fatto, e da lì praticamente come tutte le cose nascono da un'idea, da un piccolo inizio, e da lì partì poi questa cosa. Uno straordinario successo. Grazie a tante componenti, la tua regia strepitosa, una sceneggiatura bellissima e una trama, un plot avvincente, e poi tanti attori, tutti nei ruoli giusti, a cominciare. Firenze, e la bellissima Firenze. E gli artigiani. Insomma, veramente ci tenevo a far vedere tanti angoli di Firenze a spettatori di tutta Italia, poi insomma so che lo venderanno all'estero, già lo stanno vendendo, quindi comunque per me insomma ci tenevo a esportare Firenze fuori anche in un'altra visione, no? In un altro aspetto. Tu hai ricevuto tantissimi premi, questo vedo che lo stai abbracciando con particolare vigore. È bellissimo. Cosa rappresenta per te il Bel San Giovanni di questo premio? Allora, prima di tutto perché è stato fatto a mano. Da un grandissimo artigiano, esatto, come Paolo Penco. Infatti, quindi a cera persa, quindi insomma ci sono 2 lavorazioni qua dentro, poi ricorda il Battistero, le porte, e San Giovanni, quindi insomma ci sono collegate tantissime cose e quindi sono fiera.